A Sorrento la magia del periodo natalizio si respira innanzitutto in piazza Tasso, dove l'albero svetta su una festa di luci che prosegue lungo Corso Italia e nei vicoli. È il biglietto da visita, il primo segnale della volontà di accogliere al meglio i turisti che affollano Sorrento anche in tempo di crisi, e tantissimi si preparano a brindare in piazza al nuovo anno tra fuochi d'artificio e giochi di luce. Siamo di apposta per passare 2 giorni qua, per vedere appunto Natale, cioè Sorrento di sera con le luminarie, è molto bella. Tanti appuntamenti in piazza con le tradizioni, i sapori e soprattutto la musica. Tra i prossimi concerti quello di Rafael Gualazzi il 29 dicembre e quello di musica classica la sera del 31 nella Sala Consiliare, l'omaggio della città ai turisti. Col brindisi qui nella casa comunale, dove salutiamo i turisti che hanno scelto Sorrento per la fine dell'anno 2011. La parola chiave è accoglienza. La cura del dettaglio e il calore dell'ospitalità fin dall'Ottocento fanno di Sorrento una delle mete internazionali più amate. Abbiamo quest'anno delle novità come il mercato brasiliano, mercato sudamericano, un ritorno anche importante del mercato americano, mercato russo. Sorrento è sicuramente un modello a cui dovremmo attingere un po' tutti. Tra gli eventi imperdibili la rassegna d'arte presepiale Maestri in mostra a Villa Fiorentino, un viaggio tra tradizione e creatività, nelle scenografie, nell'espressività dei personaggi, nella raffinatezza dei costumi. Il fascino senza tempo del presepe napoletano produce autentici capolavori. L'anno scorso 20.000 visitatori, siamo già intorno ai 10.000. La mostra, promossa dalla Fondazione Sorrento, rimarrà aperta fino all'8 gennaio. Tra i suoi gioielli, il primo presepe marino in un acquario dalla terra dei coralli, Torre del Greco. Veramente un'opera unica, sia per la capacità di mettere insieme tante pietre dure, tante cose che appartengono al mare, sia per la quantità di corallo felicemente e finemente scolpito da un maestro in questa arte che viene da Torre del Greco, il maestro Vincenzo Carrà.